Oggi siamo qui, insieme ai nostri compagni e ai nostri professori, per dire il nostro no a tutte le forme di inquinamento che avvelenano l'ambiente e i nostri fiumi. Siamo una delegazione della scuola secondaria Zanella, parte dell'Istituto Comprensivo 1 di Arzignano. Negli anni 70 gli studenti della nostra scuola, guidati dal loro professore di tecnologia Antonio Boscardin, hanno denunciato il grave degrado del torrente Chiampo, documentandone l'inquinamento con fotografie, misurazioni e relazioni dettagliate. Il suo impegno ha portato all'organizzazione di una delle prime marce ecologiste dell'epoca, contribuendo a sensibilizzare l'intera comunità sulle necessità di tutelare l'ambiente. Abbiamo visto le sue foto, letto le testimonianze e seguito il suo lavoro nel corso degli anni. Abbiamo capito il suo spirito, il suo insegnamento e la sua passione. Oggi il nome di Antonio Boscardin è legato alla pista ciclabile lungo il torrente Chiampo, un riconoscimento per il suo impegno ecologista e per l'eredità che ha lasciato a noi studenti. Siamo qui per accogliere quel testimone e portare avanti il suo messaggio. Vogliamo un futuro sostenibile, un ambiente più pulito e non solo le parole, ma col nostro esempio e la nostra voce, perché il futuro non si aspetta, si costruisce. Bravi, bravi. Da FAS ha segnato profondamente il nostro territorio. Abbiamo studiato, ci siamo informati e abbiamo capito che non possiamo restare indifferenti. Queste sostanze invisibili ma pericolose hanno contaminato l'acqua, il suolo e persino il nostro corpo. Eppure per troppo tempo il problema è stato ignorato. Noi giovani non vogliamo più voltare lo sguardo, vogliamo risposte e soluzioni concrete. Vogliamo che il diritto a un ambiente sano sia garantito a tutti. L'acqua è vita e non possiamo accettare che venga avvelenata. Per questo siamo qui per dire forte e chiaro che non possiamo più permetterci l'indifferenza. Il futuro ci appartiene e abbiamo il dovere di proteggerlo. Bravi. Oggi siamo qui per ricordare un diritto che ci riguarda tutti, il diritto all'acqua. L'acqua è vita, è essenziale per il nostro benessere e per quello del nostro pianeta, ma spesso dimentichiamo che la sua tutela dipende da ciascuno di noi. L'educazione civica non è solo un tema che trattiamo a scuola, è un valore che dobbiamo applicare nella vita quotidiana. Essere cittadini attivi significa prendersi cura dell'ambiente, delle risorse che abbiamo e fare in modo che le generazioni future possano godere degli stessi diritti che noi abbiamo oggi. Ognuno di noi ha il potere di fare la differenza. Con piccole azioni quotidiane possiamo contribuire a proteggere l'acqua, il nostro territorio e il nostro futuro. Siamo qui per ricordare che la responsabilità non è solo di qualcun altro, ma di tutti noi. Siamo qui per dimostrare che possiamo essere protagonisti del cambiamento, perché ogni gesto conta e ogni voce può fare la differenza. Siamo qui oggi non solo per ricordare, ma per agire. La sfida che abbiamo di fronte è grande, ma non è insormontabile. Il nostro impegno non può fermarsi alle parole, deve tradursi in azioni concrete che partano da noi e che devono coinvolgere tutta la comunità. È necessario lavorare insieme, unendo le forze delle scuole, delle famiglie, delle istituzioni e delle associazioni, per costruire una società più consapevole e responsabile. Il cambiamento parte dalle nostre scelte quotidiane, ma deve essere supportato da politiche concrete che proteggano l'ambiente e promuovano la sostenibilità. Ogni voce conta, ma il nostro impegno sarà più forte se uniamo le forze. Oggi più che mai è il momento di alzare la voce e dire ci siamo, con la consapevolezza che la nostra responsabilità verso la terra è collettiva. Il futuro è nelle nostre mani e insieme possiamo costruirlo.